Hanno portato gli arabi e li tenevano come ornamento nei loro giardini, tanto che noi cosa diciamo? Un giardino d'arance, un giardino di limone, un giardino di mandarini. Perché ricordiamo questo fatto? Perché siccome li tenevano nei loro giardini solo come ornamento, quindi li chiamiamo ancora, li continuiamo a chiamare giardini. E dovete sapere che le arance erano molto aspre, le usavano per lavare le pentole dei rami, almeno fino al XVII secolo. Poi dopo sono state innestate con un albero portoghese e da allora sono diventate commestibili. L'io là è acqua chiuda dello